Non so come sia possibile che noi siamo sopravvissuti. Lo sguardo terrorizzato di Aisha, la 17enne scampata alla morte con altri 3 migranti vicino a Lampedusa. 41 non ce l'hanno fatta. Racconta un'altra pagina nera dei soccorsi in mare. Storie di sbarchi senza fine a Lampedusa. 1600 solo ieri e oggi sono 20. A partire dall'alba gli approdi sull'isola con l'arrivo di 783 persone. Lampedusa è il primo approdo per chi fugge e la macchina dell'accoglienza pesa anche sulle risorse a disposizione delle amministrazioni. Così, più volte il sindaco Filippo Mannino ha rivolto appelli al governo e all'Europa, chiedendo che il fenomeno venga gestito in maniera strutturale e non più emergenziale. Ci sono dei disagi che ricadono sul territorio che non vengono affrontati e che ancora rimangono questioni aperte, come ad esempio il fatto di avere una nave umanitaria dedicata al trasferimento di questi migranti, che facesse la spola tra Lampedusa e la terraferma. Un'altra questione riguarda quello di avere rassicurazioni certe per quanto riguarda i costi della raccolta dei rifiuti, che deve anticipare il comune e che non riusciamo più a farlo. Un'altra questione che ancora rimane aperta insieme ad altre è quella dei barchini dei migranti che vengono utilizzati per la traversata. L'isola, nonostante l'emergenza, resta una delle mete turistiche più gettonate. Il sindaco Mannino adesso però teme un ritorno di immagine negativo. Il fatto che si continui a parlare di isola a collasso, di isola presa d'assalto, di emergenza, certamente non invoglia il possibile turista che vorrebbe visitare per la prima volta l'isola. La Ocean Viking sta svolgendo interventi di soccorso da ore tra la Tunisia e Lampedusa. 11 le operazioni concluse con oltre 500 migranti recuperati. Ricominciare è possibile in un paese pronto ad accoglierti. Lamin, 10 anni fa dal Gambia, è sbarcato a Pozzallo. Accolto dalla rete Caritas, ha saputo reinventarsi imparando uno dei mestieri più antichi del territorio ebleo. Adesso è un giovane imprenditore. Ricordo bene il 2015, non lo so, 2016, e abbiamo un progetto con Caritas, si chiama Costruiamo Sapere. E poi abbiamo fatto questo progetto, poi dopo mi ha dato Domenico Leggio, direttore di Caritas. È un lavoro di muro, non sono molto bravo, però lui mi ha aiutato tanto. Comunque Caritas contribuiscono tanto nella mia vita, perché mi hanno aiutato tanto. Sto lavorando da solo con mia partita EVA, sì. Senza lavoro non possiamo fare nulla nella vita e quindi dobbiamo lavorare. La ricostruzione di un muro a secco può quindi diventare un'occasione di integrazione. Questa esperienza nasce dall'esigenza di ripristinare dei muri a secco qui agli orti sociali. Grazie al lavoro di rete che svolgiamo con altri enti del terzo settore siamo venuti a conoscenza appunto della presenza di Lamin, che in questi anni è maturata una grande professionalità proprio nel ripristino dei muri a secco, un'arte antica che nel nostro territorio è sempre meno presente purtroppo. Come sappiamo il lavoro è integrazione e permette certamente la condivisione di obiettivi, di azioni anche per il territorio della nostra comunità. Lamin ha vinto anche la sua timidezza nel raccontarsi per dare speranza ai tanti che come lui sognano in Italia un futuro migliore. Vale più un principio costituzionale o le regole dell'Unione Europea? Sul caro voli e la battaglia che Ryanair vuole portare avanti a Bruxelles contro l'iniziativa del governo per calmierare i prezzi interviene Schifani. La Commissione europea, afferma il governatore, potrebbe intervenire per modificare la norma del governo nazionale, ma se lo facesse sarebbe messo a rischio il diritto alla mobilità della nostra Costituzione, che prevede che ad ogni cittadino debba essere garantita ogni forma di libertà di movimento. Avevo segnalato già a dicembre dell'anno scorso il cartello tra ITA e Ryanair, prosegue Schifani, nel senso che di fatto hanno stipulato un accordo tra loro per non farsi concorrenza, applicando prezzi a rialzo. E poi aggiunge: Ryanair da un lato esalta la libertà del mercato, dall'altro però intasca i contributi. Dall'aeroporto di Palermo ha ottenuto 15 milioni di euro nel 2022.
Insomma, la questione caro voli resta aperta e da più parti viene definita un pannicello caldo che non risolve il problema alla radice anche l'idea di dare a Natale un bonus ai siciliani per facilitare i loro spostamenti in aereo. Una misura che viene salutata con un certo favore da consumatori, che però non mette fine allo strapotere delle compagnie aeree. Siamo di fronte a un abuso di potere, tuona il presidente Carmelo Calì, che indica la strada del riconoscimento della continuità territoriale per superare l'insularità della Sicilia, cioè poter utilizzare tutti i vantaggi previsti dalla legge per garantire i servizi di trasporto ai cittadini che abitano in regioni sfavorite. In Sicilia occorre necessariamente prendere un aereo o un mezzo navale per attraversare lo stretto, ma questo svantaggio non è stato finora riconosciuto. Il 32% dei mari e dei laghi italiani è inquinato da coli fecali. In pratica ogni 78 km di costa marino c'è un tratto sporcato da scarichi fognari. Il dato arriva dal monitoraggio sullo stato delle acque effettuato quest'anno da Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Le due imbarcazioni di Lega Ambiente, sostenute da oltre 200 volontari locali, hanno percorso la costa mediterranea da Genova a Trieste e quelle di 40 laghi. Fra mari e laghi sono stati presi in campione 387 punti, quelli fuori legge sono risultati 124, il 32%. In Sicilia il bilancio è non positivo, il 61% dei campioni risultano oltre il limite di legge, 26 punti di prelievo al centro del monitoraggio dei tecnici di Goletta Verde effettuato quest'anno nell'isola, di questi 9 in punti critici come foci di fiumi, canali, scarichi artificiali e 17 in mare. Sui 26 punti monitorati 10 sono entro i limiti di legge, il 39%, e 16 oltre i limiti di legge, di cui 13 risultati fortemente inquinati e 3 inquinati. E durante la presentazione dei dati avvenuta oggi a Roma, Renexia, società dell'eolico del gruppo Toto, ha annunciato che ad ottobre presenterà al Ministero dell'Ambiente la domanda di valutazione di impatto ambientale per una megacentrale eolica galleggiante nel canale di Sicilia a 80 km al largo di Mazzara del Vallo. L'investimento sarebbe sui 9 miliardi di euro e la prima sezione della centrale potrebbe cominciare a produrre nel 2027. Ancora fiamme tra le aziende della zona industriale di Gela. Dopo l'incendio che ha interamente distrutto il capannone della Pescagel, un altro vasto rogo ha devastato un'azienda ortofrutticola all'interno dell'ex terminal bus comunale di Contrada Brucazzi. Le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore del capannone, dove ci sono le celle frigorifere, e nel giro di pochi minuti hanno invaso l'intera struttura. Immediato l'intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo che si stava allargando alla parte anteriore del magazzino. Secondo i primi rilievi, l'innesco sarebbe partito dall'interno del capannone, probabilmente a causa di un cortocircuito, ma le verifiche sono in corso per stabilire altre eventuali cause. L'incendio del capannone di Brucazzi è il secondo nel giro di pochi giorni tra le aziende della zona industriale e torna a puntare i riflettori sulla mancanza di interventi di messa in sicurezza che da tempo gli imprenditori chiedono al Comune e all'IRSAP. Quello che veramente addolora è che delle aziende produttive che danno tanto lavoro, aziende storiche fra l'altro del nostro territorio, non vengono manco ascoltate e abbandonate a se stesse. L'incuria della zona industriale in cui sta versando il nostro territorio è una cosa atavica, è una cosa che ogni anno si è ripetuta e che ogni anno ci sono solo promesse. Io penso che queste aziende grosse che pagano delle tasse non indifferenti dovrebbero essere salvaguardate, prima di tutto nella sicurezza del loro lavoro. Al momento sarebbe escluso che le fiamme possano essere partite dalle sterpaglie che circondano la zona. I danni, principalmente concentrati nel retro della struttura, sono consistenti e in fase di valutazione. Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini della Sicilia che brucia in quei roventi giorni di luglio, in cui la colonnina di mercurio sfiorava i 50 gradi e la macchia mediterranea andava in fumo, devastando almeno 6.000 ettari di boschi e vegetazione solo a Palermo e provincia. Alla lotta ai piromani si aggiunge adesso il pugno duro della regione, che commissaria 147 comuni siciliani che non hanno presentato entro il 31 luglio il censimento dei territori percorsi da incendi e l'aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Una mappa
importantissima perché evita le speculazioni edilizie, come spiega l'assessore regionale delle autonomie locali Andrea Messina, che ha nominato i commissari. Sappiamo bene purtroppo che in Sicilia ci sono spesso tante speculazioni chiaramente nel voler magari trasformare poi queste aree in zone da agricole a edificabili, quindi chiediamo ai comuni di attenersi scrupolosamente a quelle che sono i dettami della legge ed evitare che si possa speculare sul nostro patrimonio naturale siciliano. La lista degli inadempienti coinvolge 147 dei 391 municipi siciliani, con in testa la provincia di Messina, 60 enti, seguita da Catania 27, Agrigento 19, Palermo 16, Enna 9, Siracusa 6, Caltanissetta 7 e Trapani 5 a testa. Nessuna irregolarità invece nel Ragusano. Il provvedimento arriva dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali. Legambiente applaude, non può non colpire la gravità delle inadempienze per numero complessivo di comuni, ma anche per il coinvolgimento di alcune amministrazioni storicamente interessate da incendi estesi, distruttivi, ripetuti in territori di grande interesse ambientale e paesaggistico. I devoti di Sant'Agata contano i giorni. Manca davvero poco ormai alla festa d'estate della patrona di Catania. Il 17 agosto le reliquie della martire torneranno in processione. Al suo volto tanto amato dai fedeli potranno nuovamente essere rivolte preghiere e suppliche. Una festa da vivere in sicurezza secondo uno specifico piano di emergenza, considerando il previsto bagno di folla. Ci sono diverse strategie messe in campo proprio per gestire le eventuali emergenze e gestire soprattutto l'esodo controllato, accompagnare sostanzialmente i fedeli in caso di emergenza verso l'esterno. Una particolare attenzione nel piano viene rivolta anche ai disabili, per i quali vengono previste delle aree specifiche di accesso, delle zone dove possono sostare. Sono regole che servono per vivere bene la festa, spiega Barbaro Scionti. Il parroco della cattedrale raccomanda gli atteggiamenti da tenere al rientro in chiesa del busto reliquiario di Sant'Agata e durante la chiusura del sacello. Momento questo carico di grande emozione per i devoti. Si fa appello all'attenzione, alla consapevolezza di ciascuno che deve essere una giornata che si conclude nel modo più bello. E allora gli spintoni per poter vedere Sant'Agata, credo che quelli non siano proprio un bel modo per onorare la nostra patrona. Il piano di sicurezza prevede l'ingresso in cattedrale da via Vittorio Emanuele. I disabili entreranno invece da piazza Duomo. Marcos Curado è l'acquisto numero 11 del Catania ai piedi dell'Etna e un Ferragosto all'insegna del calciomercato. L'obiettivo della dirigenza rossazzurra è completare prima possibile la rosa a disposizione di Tabiani. 28 anni, il centrale argentino di origine venete è in Italia da 5 anni. Elemento solido e duttile, Curado si trova a suo agio sia in una linea difensiva a 3 che a 4 e all'occorrenza può essere impiegato anche da laterale. Nelle ultime 2 stagioni ha indossato la maglia del Perugia in Serie B. Sono dunque 4 le operazioni ufficializzate questa settimana dal Catania, nell'ordine Maffei, Marsura, Popovic e appunto Curado. Il direttore sportivo Antonello Laneri per la difesa ha puntato gli occhi sull'ex regina Daniele Liotti, l'alternativa è rappresentata da Marco Chiosa dell'Entella. In attacco piace il bulgaro Andrei Galabinov, anche lui in uscita dalla regina. E veniamo al campo, a Zafferana la squadra prepara il terzo allenamento congiunto, stavolta avversario dei rossazzurri sarà il Paternò. Abbiamo lavorato tantissimo sotto tutti i punti di vista, sia a livello fisico che tecnico-tattico. Il mister ci ha fatto capire dal primo giorno le sue idee e stiamo cercando di riportarle in campo. Sicuramente sarà emozionante perché ripartiremo di nuovo a giocare al Massimino. Spero che ci siano tante persone e sicuramente daremo il massimo. Attivo sul mercato anche il Messina, la dirigenza giallorossa ha ufficializzato gli ingaggi del centrocampista Francesco Giunta, della mezzala Marco Firenze e del difensore Federico Pacciardi. No, non ci ho pensato un attimo, ho accettato subito l'offerta del direttore. Per me è un orgoglio indossare questa maglietta di questa città con questi tifosi di questa piazza bellissima. Un gruppo giovane, però tutti bravi ragazzi, io sono arrivato da poco, insomma mi hanno accolto molto bene e diciamo che deve essere la nostra forza, l'unione per scendere in campo compatti e andare a battere l'avversario. In entrata Modica aspetta 2 terzini, un play che detti i tempi davanti alla difesa e una punta centrale. Daga e Iannone sono invece vicini alla cessione.
Ci siamo, il Palermo domani aprirà la sua stagione giocando in Coppa Italia a Cagliari, una partita che può già fornire un indizio sulle ambizioni della squadra rosanero. Il mercato fino adesso è stato altamente positivo per il Palermo, che però deve già partire con la marcia ingranata. Corini punterà sul 4-3-3 contro il Cagliari, ci sono dubbi sulla fascia sinistra, Aurelio non ha recuperato e Di Mariano si allena con i compagni da meno di 10 giorni. A centrocampo invece Corini dovrebbe dare continuità al doppio regista Stulaz e Gomez provato durante il ritiro. Sulla sinistra, in attesa che venga sbloccata la trattativa per Dichiara, giocherà Ceccaroni. Al centro della difesa Lucioni assieme a Marconi. A centrocampo Corini dovrebbe puntare appunto sul doppio regista con a destra Vasic. In attacco Brunori è il punto fisso. Davanti e alla sua destra ci sarà Insigne. Dubbi sulla sinistra, c'è da capire la condizione di Di Mariano, che da una settimana è tornato ad allenarsi con i compagni. È lui il favorito per la fascia, ma Corini potrebbe anche non rischiarlo e schierare Damiani in quel ruolo. Cagliari è una squadra importante che ha vinto l'anno scorso i playoff, ha un allenatore di grandissima qualità. Sappiamo che è una squadra che conosce vari sistemi di gioco, che li sa modulare e cambiare durante la partita, dunque sarà un test importante per prepararci al meglio per il campionato. Mercato per Prati, trattativa avviata, il calciatore però interessa anche al Cagliari. Rosanero sempre presenti su Morutan, su cui però va trovata la formula. Il Palermo ha proposto un prestito con diritto e obbligo per una cifra sui 6 milioni di euro e intanto le pretendenti si stanno defilando lasciando campo libero.